QAM, Medici con l'Africa, quasi 70 anni di storia e di vita vissuta spesa a servizio dell'Africa subsahariana. 8 paesi, 24 ospedali, 2 università, tante scuole per infermiere, quasi 200 volontari stabili sul posto. Questa è la nostra vita, la nostra storia. Etiopia è stato per noi motivo di consolazione e anche spinta e forza il fatto di averla condivisa con il Presidente del Consiglio regionale, Ciambetti, e poi anche con il Vicepresidente e poi una delegazione di consiglieri di questo nostro Consiglio regionale. In Etiopia, insieme, per vedere uno dei paesi che ci sta più a cuore perché è vicinissimo al Mediterraneo, ci sono anche flussi di migranti che da lì partono, e prendere coscienza della situazione credo abbia fatto bene a tutti noi. L'ospedale di Golisso, un ospedale con una scuola per infermieri e ostetriche che forma personale locale che poi si mette a servizio del paese. E poi una zona più problematica che è quella di Gambela, dove ci sono circa 500.000 persone che sono scappate dal dramma che sta vivendo il Sud Sudan, che è un paese confinante. Anche lì prendere coscienza della situazione di questa gente che scappa. Sicuramente essere coscienti che non scappa per divertimento, ma scappa da una situazione drammatica che è quella che appunto vive un paese poverissimo come quello del Sud Sudan. È lì che si concentra il nostro lavoro, per dare assistenza, per dare futuro, per dare dignità a queste popolazioni. L'Africa in questi giorni l'abbiamo sentita nominare anche perché c'è stato il ciclone, questo uragano che ha spazzato via la città di Beira, a metà del paese. Mozambico è un paese molto lungo, 2 volte e mezza l'Italia, a metà c'è questa città che è la seconda città del paese, 600.000 abitanti, 50.000 persone che vivono in strutture murarie, ma ce ne sono altre 500.000 che vivono nei bairi, nei bairosh della città, e quest'uragano ha scoperchiato case, ha divelto le baracche che c'erano e attualmente ci sono 70 centimetri stabili, perché è molto bassa la città, sulla sponda dell'Oceano Indiano, e 70 centimetri d'acqua stabili che stanno rendendo impossibile la vita, anche solo per dormire, anche solo per appoggiare un piatto. Non c'è cibo, non c'è acqua, non c'è energia, non ci sono linee telefoniche. È una situazione drammatica. Noi siamo lì, siamo là dal 78 che stiamo aiutando questa situazione, vogliamo continuare a esserci vicino alla gente e a questa tragedia che è capitata anche con l'aiuto di tutti. Come Regione Veneto con il QAM collaboriamo da lustri, ripeto, ero assessore alla cooperazione internazionale e nel 2013 abbiamo insieme inaugurato un ospedale a Iringa in Tanzania fatto fra Regione Veneto, QAM, CEI, Conferenza Episcopale Italiana e l'ULSS di Vicenza, che hanno appunto messo in moto un ospedale vero e proprio nel centro della Tanzania. Quello che abbiamo appena fatto è un viaggio, una missione istituzionale proprio per vedere come il QAM opera in Etiopia, per capire le necessità che ha il QAM e per mettere in moto le possibilità che abbiamo come Regione, vuoi con la cooperazione internazionale, vuoi anche con il nuovo piano sociosanitario che prevede una specifica, diciamo, azione di cooperazione medica con i paesi dell'Africa, i paesi in via di sviluppo, che possa mettere a frutto energie, risorse, ma anche know-how che abbiamo in Regione Veneto per dare un aiuto a casa loro a delle persone che appunto non chiedono altro che essere aiutate a casa loro per migliorare le loro condizioni di vita. Quindi col QAM, ripeto, un rapporto che continua, ci sarà a breve anche il treno della salute che porterà il QAM in tutti i capoluoghi del Veneto per far conoscere questa organizzazione, per cercare anche un supporto di aiuti finanziario da parte delle persone, perché proprio vi assicuro che
ogni euro donato al QAM viene speso in maniera puntuale e precisa e dando ottimi risultati in Africa. È un'esperienza umana incredibile aver visto appunto chi scappa dalle violenze del Sud Sudan e cerca rifugio in Etiopia, con il sorriso sulle labbra, con la voglia di continuare a vivere e di poter rimanere nella propria terra, mi fa capire appunto quanta forza c'è nell'Africa, quanti problemi ha l'Africa e ogni tanto in qualche situazione un po' di aiuto anche di buone pratiche, di know-how medico ma anche istituzionale può aiutare queste istituzioni e queste nazioni che stanno anche cambiando in maniera importante i loro governanti, aiutarli per poterli far progredire appunto a casa loro. Il viaggio con il QAM in Etiopia è stata una full immersion, 3 giorni a contatto diretto con le esperienze di assistenza sanitaria e le attività che loro stanno portando avanti in maniera forte, determinata, con competenza e con grande buona volontà. Quello che resta da questa intensa esperienza sono i volti delle persone che abbiamo incontrato, gli operatori innanzitutto, Chiara, Gaetano, Filippo e tutti gli altri giovani medici specializzanti che si dedicano a questa opera umanitaria. Però poi abbiamo anche in mente i volti dei bambini, delle mamme, dei giovani che in situazioni di grossa difficoltà stanno cercando il loro futuro e che credo sia questo che ci interpella come realtà europea innanzitutto e anche come Regione Veneto per dare un significato e un coordinamento a tutti gli aiuti che tramite il QAM ma anche con le altre organizzazioni umanitarie l'Europa sta dando all'Africa. C'è bisogno di maggiore coordinamento, c'è bisogno di una strategia che venga condivisa con le realtà locali e quindi con l'Unione Africana e con i singoli stati dell'Africa perché questa esplosione demografica che l'Africa sta registrando in questi anni ha bisogno di essere governata dall'interno insieme agli altri esponenti diciamo, degli stati e delle forze internazionali, quindi l'Europa, la Cina che già molto sta investendo in questi territori, la Turchia, la Russia. Ecco, questo coordinamento credo sia il segreto per poter dare una risposta e aiutarli veramente a casa loro con le loro risorse umane ma anche con le loro risorse del territorio che sono sicuramente una base importante per il loro sviluppo.